24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. Un duplice impegno: mettere a disposizione 7,5 miliardi di euro per le imprese del Triveneto e accompagnare 3.400 aziende di questo territorio nel percorso di internazionalizzazione. Il tutto da oggi fino al 2015, questi gli obiettivi di Unicredit per il Nord-Est. 2 saranno i filoni: il supporto ai piani di crescita delle imprese venete, del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia e l'incentivazione dell'export di politiche virtuose. Noi adesso siamo molto orgogliosi, il nostro aumento di capitale è andato bene, abbiamo anche incrementato la base degli azionisti, più di 22.000 azionisti. Capitale vuol dire avere capacità di fare credito e oggi con l'iniziativa Unicredit per l'Italia siamo nella condizione di ripagare la fiducia che l'Italia ci ha dato. Una fetta importante qua nel nord-est, come diceva prima, una fetta per garantire la liquidità e il circolante, che è un fattore contingente di assoluta necessità, ma anche importi rilevanti per aiutare il robustimento delle imprese, per le nuove aziende, per le start-up, per l'innovazione, che costituiscono probabilmente i veri motori della crescita. I creditori hanno ragione, perché i tempi di pagamento delle ULSS sono ancora decisamente troppo lunghi, ma si tratta di una situazione che verrà risolta seppur progressivamente, che stiamo affrontando sin dal nostro insediamento, quando, facendo il quadro della situazione, si è palesata questa difficoltà. Lo ha sottolineato l'assessore regionale alla sanità del Veneto Luca Coletto in relazione alla protesta dei fornitori delle ULSS per il ritardo nei pagamenti delle forniture. Si tratta di evitare che le aziende utilizzino il proprio fondo di spesa corrente per finanziare gli investimenti. Da quest'anno inizierà un flusso di circa 100 milioni di euro finalizzato proprio a ricostituire la capacità del fondo di spesa corrente, LEA, che avrà come effetto quello di rendere disponibili risorse da utilizzare per i pagamenti. Ciascun comune mantiene la propria identità, continua ad avere il proprio sindaco, il proprio consiglio comunale e la propria giunta, però mette insieme la burocrazia nel senso positivo del termine. Addio al campanile. Con il decreto Calderoli per i comuni di montagna sotto i 3.000 abitanti e per quelli di pianura sotto i 5.000, che in Veneto sono 313 su 581, associarsi è diventato un obbligo e l'ANCI sta lavorando per far scuola tra i sindaci della regione su questo nuovo modello basato su maggiori e più efficienti servizi al cittadino a minor costo. Parliamo di servizi sociali, parliamo di polizia locale, parliamo di servizi finanziari, parliamo di anagrafe. Quello che però è importante è capire che nel prossimo futuro non si parlerà più di qualche servizio da portare in associata, ma di tutte le funzioni che vanno in associata, cioè tutto il comune va a finire in associata. L'incontro di questa mattina a Piazzola sul Brenta ha chiamato a confronto gli amministratori sui modelli di associazionismo già esistenti e virtuosi, come la gestione del personale nella Federazione del Campo San Pierese, lo sportello unico per le attività produttive nella Riviera del Brenta o il servizio rifiuti nella comunità montana dell'Alpago. La Guardia di Finanza di Treviso ha scoperto 2 società operanti nel settore del mobile che tra il 2004 e il 2011 hanno evaso ricavi per oltre 100 milioni di euro ed IVA per 32 milioni, impiegando irregolarmente 434 lavoratori, di cui 13 completamente in nero. Nelle rispettive sedi è stata scoperta anche una sorta di stanza segreta, con l'entrata nascosta da un mobile, dove veniva conservata la contabilità aziendale. Denunciati i 2 rappresentanti legali. Quando le Fiamme Gialle hanno iniziato le verifiche fiscali presso le aziende, hanno notato un cavo elettrico che fuoriusciva dal muro vicino a un appendiabiti e nell'altro caso sempre un appendiabiti attaccato al muro in posizione non utile al suo utilizzo. È ormai ufficialmente il rifugio di sbandati e spacciatori, l'ennesimo blitz dei carabinieri all'ex seminario di Tencarola in provincia di Padova, con l'impiego di una ventina di militari. L'operazione ha portato all'identificazione di 22 immigrati, tutti nordafricani, che avevano scelto l'edificio abbandonato per dormire. E non solo, all'interno della struttura gli uomini dell'arma hanno anche ritrovato 20 grammi di hashish e un bilancino di precisione per misurare
misurare le dosi. Apple può diventare una banca. Secondo uno studio dell'agenzia di marketing CAE, la società di Cupertino avrebbe tutte le carte in regola per creare un deposito di base. Tutti i particolari su industria e finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.